Sì, è una sinergia che è stata colta durante una delle tante mostre che abbiamo fatto qui in assemblea al Palazzo Reale e abbiamo l'opportunità dopo oltre un secolo, 122 anni, di poter far uscire queste opere dalla Pinacoteca di Brera e portarle qui nel nostro Palazzo Reale. Abbiamo trovato diverse opzioni per poter far sì che queste opere possano essere valorizzate e soprattutto non rappresentare un extra costo per i visitatori, quindi saranno incluse nel prezzo del biglietto, ma abbiamo anche pensato a coloro i quali hanno già visitato il palazzo e vorranno vedere soltanto questo genere di opere. Permettetemi di dire che 3,50 €, che è il biglietto che pagheranno coloro i quali vorranno vedere soltanto il prezzo rivolto a coloro i quali hanno già visto il palazzo e vorranno vedere soltanto queste opere, per Canova, Pandiani, Magni e Spertini diciamo è un prezzo veramente accessibile, perché noi crediamo che bisogna avvicinarsi sempre di più e far sì che si possano avvicinare alle persone, e quindi abbiamo cercato anche di mettere prima la possibilità piuttosto che applicare un prezzo troppo esoso. Ringrazio tantissimo Angelo Crespi, che è il direttore della Pinacoteca di Brera, il sottosegretario Mazzi, che oggi è venuto, ha presenziato e ha portato un grandissimo contributo, e ci auguriamo anche che ci possano essere altre sinergie, perché riteniamo che la Fondazione Federico II, con quasi 1 milione di visitatori, possa raggiungere degli obiettivi sempre migliori, e pertanto lavoreremo in maniera assidua per portare sempre più in alto il nome della Fondazione Federico II. Sì, così come detto in conferenza stampa, abbiamo riprodotto un'opera della Vestale di Canova con una scala 1:1 per i non vedenti, gli ipovedenti, che potranno chiaramente apprezzarla in maniera assolutamente differente. Ha detto bene il ministro, il sottosegretario, scusatemi, non tanto un'inclusione ma una valorizzazione del nostro patrimonio e delle nostre opere. Tra le altre cose, questa Presidenza vorrà fare dei progetti di inclusione, quindi nei periodi diciamo di massima affluenza ci saranno dei progetti che saranno rivolti a dei ragazzi speciali che vorremmo coinvolgere per quantomeno i periodi estivi e cercare veramente di includere anche loro all'interno della Fondazione Federico II. Sì, è molto importante perché per la nostra nazione è importante valorizzare il patrimonio culturale. Questo è un esempio virtuoso proprio di valorizzazione che mette in relazione due istituzioni importantissime, due territori importantissimi. Queste opere non uscivano da Milano da più di 100 anni e arrivano in Sicilia, e per noi del Ministero è un motivo di grande soddisfazione. La strategia è quella di avviare una procedura che gradualmente possa permettere di esporre sempre di più questi beni culturali, perché l'Italia è una superpotenza culturale. Io ricordo sempre che siamo il paese che ha più siti al mondo che sono patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro anche il Palazzo Reale di Palermo è patrimonio dell'UNESCO. Siamo davanti alla Cina, che è 30 volte più grande dell'Italia, e abbiamo un patrimonio culturale straordinario, addirittura meno del 20% è quello che è esposto. È un lavoro duro, perché poi tutti questi beni culturali in realtà sono tutti catalogati, quindi sono conservati. Il problema è che poi il passaggio dal deposito diciamo, all'esposizione è un passaggio che implica tutta una serie di procedure sulle quali bisogna lavorare, ma che è nostra intenzione come dire, avviare. Sì, abbiamo un accordo in essere. Ci tengo che il nuovo progetto, che sarà denominato Grande Brera, possa avere degli interlocutori altrettanto prestigiosi come nel caso della Fondazione Federico II, perché noi vorremmo davvero far capire a tutti gli italiani, anche in tournée, qual è l'importanza della Pinacoteca e del complesso di Brera e del nuovo palazzo che verrà aperto il 7 dicembre, Palazzo Citterio, dopo 52 anni. Ci piacerebbe, perché non vi nascondo che qui stiamo parlando di uno dei luoghi magnifici da cui promana bellezza eterna, e dicevo prima con un senso di identità forte, e quindi ci piacerebbe fare qualcosa che possa essere un'ospitalità nostra di beni culturali ovviamente disponibili in Sicilia. Ma innanzitutto un atto, secondo me, è un progetto di valorizzazione. Sono poche sculture che determinano la possibilità
del turista o anche del cittadino di rivedere un proprio bene culturale, come il Palazzo e la Cappella Palatina, illuminati da altre opere di altrettanta bellezza di epoche diverse. Questo si fa spesso anche con l'arte contemporanea, noi lo facciamo in questo momento con delle sculture incredibili del neoclassicismo lombardo, ma è il motivo principale, cioè ridare luce ai beni culturali attraverso piccole operazioni ma importanti di valorizzazione.